Il 1979 sarà ricordato dai veneti in generale e dalla provincia di Belluno in particolare come l'anno di Papa Giovanni Paolo II. Il 26 agosto del 1979, infatti, il Santo Padre si recava in pellegrinaggio nel Bellunese per onorare la memoria del suo predecessore Albino Luciani. Prima tappa è stata Canale d'Agordo, il piccolo paese del Lagordino che ha dato i natali a Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani. Il pontefice si è recato a visitare la casa natale del suo predecessore. Questa sosta nel piccolo centro del Lagordino ha toccato momenti di grande commozione. L'ascensione sulla Marmolada, seconda tappa del viaggio, ha rappresentato il momento più suggestivo e spettacolare della giornata. Questo pellegrinaggio ai 3.300 metri di Punta Rocca ha dato la possibilità al Santo Padre di benedire la regina delle Dolomiti. Venendo oggi su questa magnifica vetta delle Dolomiti, nel quadro del pellegrinaggio ai luoghi della nascita e della giovinezza di Giovanni Paolo I, desidero insieme con tutta la Chiesa alzare gli occhi a colei la cui immagine sovrasta da oggi quale splendida corona le cime delle Dolomiti. La conclusione del viaggio del pontefice è avvenuta a Belluno. Un'enorme folla era in attesa già dalle prime ore del mattino. Ha terminato la sua sosta a Belluno nello stadio cittadino, dove alla presenza di 50.000 fedeli ha celebrato la Santa Messa. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.